Colpa del governo dentro il cuore. Un colpa del mio governo, della mia questura, sono cittadino italiano, dentro il cuore. È un colpito al cuore, lui non sa cosa deve fare, non sa com'è lui adesso, perché sono errati tutti, un errore. Sono 2 notti che non dormo, racconta Ali Ben Mansour, il padre di Yahya, il 19enne tunisino residente a Breda di Piave, fermato lunedì dalla polizia di frontiera all'aeroporto Marco Polo e rimpatriato in base ad un provvedimento emesso dal ministro dell'Interno per motivi di sicurezza dello Stato e pericolo terrorismo. Il papà da 30 anni in Italia non crede alle accuse rivolte al figlio. Io conosco mio figlio. Yahya ora si trova nel suo paese natale, la Tunisia. Piange sempre, ci dice Ali Ben. Sua madre mi ha detto che lui ha fatto Ramadan, non mangia né giorni né notti. È distrutto, è rovinato. Le indagini della Digos e dell'intelligence antiterrorismo erano partite dai video postati su Facebook da Yahya, immagini di combattimenti, pagine del Corano, soldati in azione nella striscia di Gaza. Sono video che aveva postato quando aveva 14 anni, era piccolo. Chiedete a chi lo conosce, dice Ali Ben, chi è mio figlio. È andato a fare scuola a CP qua a Calabria, 1 anno e mezzo quasi, per riparare col convivere. E vai a scuola, dillo se ha fatto casino, se non è convivendo con la gente, se ha un'idea. Vai a cercarlo, va bene. Non cercare Facebook, cercare qua all'aperto, dove la gente, ti chiedi gente, esci da casa. L'uomo poi chiede cosa sarebbe successo se al posto di Yahya a scrivere quelle cose ci fosse stato un ragazzino italiano. Se avete uno X come Yahya, scritto, è italiano, suo papà è italiano e sua madre è italiana, ha scritto così perché non conosci, per i piccoli, perché i giovani, suo figlio deve darle così, deve segnarlo così, deve lasciarlo qui, il figliolo mio, e quando siamo qua, siamo in pace, vogliamo pace per tutti, sì. Ma Yahya? Ci racconta poi che Yahya era stato in Tunisia per fare uno stage, in Italia cercava un lavoro, in bicicletta era andato in giro a consegnare i curricula, adesso finalmente tramite il fratello aveva trovato un impiego, questa settimana avrebbe dovuto iniziare. È venuto domenica qua, sono andato io suo fratello alla Leonardo. Domenica, qua lunedì fa fare il prova, martedì, lunedì fa le carte e lavoro con suo fratello. Ma è un disastro. Il signor Mansour ora ha un'unica speranza. Spero una giustizia per tutti, pace per tutti, amore per tutti.